Un cliente una volta mi ha detto: tu sei una psicologa dell'immagine, che ho trovato un complimento eccezionale. La capacità è sempre quella di riuscire a conoscere in profondità le situazioni, avere la capacità di analizzarle e analizzarle soprattutto all'interno del contesto di mercato nelle quali si propongono. Questa è la base, senza di questo non può esserci progetto grafico, progetto comunicativo, progetto di web design che funzioni. È importante essere se stessi e riuscire di volta in volta a capire empaticamente in base alla persona che hai davanti che tono usare. Se serve anche la frase in dialetto perché ti permette di entrare in contatto e di sfondare una prima barriera, perché no? Ripeto, è un mondo che corre in maniera talmente veloce che io a volte penso: cosa farò tra 10 anni? Probabilmente questo lavoro, non dico non esisterà più, ma sicuramente non esisterà nei termini in cui lo sto vivendo ad oggi. Lavorare assieme presupponga uno scambio, no? Sempre, costantemente, di idee, di conoscenze, di competenze, di visioni, di approccio, ed è questo che ci fa crescere. Buongiorno. Che formale. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno. Ma d'altronde non ci conosciamo bene. Non ci conosciamo per niente, ecco, guarda. Quindi rimango così, no? Tengo un po' le distanze. Come stai, Melania? Tutto bene? Bene, grazie per avermi invitata. Benissimo. Grazie, è un grande piacere. Benvenuta a Melania Poloniato. Grazie. Ecco, nostra ospite per la puntata odierna di Campus Cast, un podcast con forti accenti veneti, in questo caso decisamente destra Piave. Accenti da destra Piave, ma con una forte propensione e con grandi toni internazionali. Spero che non dia troppo fastidio, però questo è, e questo teniamo purtroppo tipo di in questo momento. Lasciamo ai nostri ascoltatori e chi ci segue da casa sul canale YouTube e sul canale Spotify soprattutto di iniziare seguendo, cliccando sulla campanella e ricordandovi di seguirci in tutte le nostre puntate, in tutti i nostri shorts. Melania poi ci parlerà di qual è il suo ambito professionale. Assolutamente. Ci racconterà quanto è importante essere appunto visibili, quanto è importante essere presenti su varie piattaforme. E ci aiuterà a capire anche come non soltanto migliorare una estetica di presentazione della propria azienda, del proprio brand, ma anche di conseguenza una sostanza di questi. Assolutamente. Oggi è con noi Melania Poloniato, una carriera appunto iniziata con studi di architettura presso UAV Venezia, sviluppatasi lavorando appunto per diverse agenzie di comunicazione. Corretto. Cercando di tenersi in forma facendo snowboard e rompendosi meno ossa e meno gomiti possibili, ma ciò che interessa oggi, diciamo, noi su chi è e cosa fa e cosa farà Melania Poloniato, appunto, è legato in maniera particolare a quello che è il suo sprint di imprenditoria individuale. Assolutamente. Nella sua giovane età, nella sua capacità Ti ringrazio. della sua capacità di inserirsi in quello che è un contesto con una concorrenza non indifferente. Assolutamente sì. Nonostante la provincialità dell'area in cui ci troviamo appunto ad operare. Tutto corretto. Sono già emersi, diciamo, tanti temi su cui potremmo ragionare per un sacco di tempo: la concorrenza, la zona su cui ci muoviamo, il percorso, il modo in cui andiamo ad approcciare alle persone, quindi ci sono tante sfaccettature. Io ho iniziato da 2 anni a lavorare come libera professionista, come hai detto tu, dopo un percorso che è stato interessante, variegato, che ha toccato tanti punti diversi, che hanno tutti in comune la progettualità. Questo è stato un po' il fil rouge del mio percorso. Ho iniziato studiando architettura, ho avuto anche un anno di studi urbanistici, quindi questa è una cosa che forse neanche voi sapevate. Io no. Ecco, vedi, come non sapevi del gomito. No, scherzo. E appunto, come hai detto tu, un'esperienza quasi decennale in agenzie di comunicazione, dove ho volutamente sempre scelto delle realtà piccole a livello numerico, nel senso che ho sempre voluto mettermi in gioco in prima persona e aver modo di imparare, di crescere, di essere a stretto contatto con i clienti, che sono la parte fondamentale di un percorso, di un progetto, e riuscire a entrare in empatia e a riuscire a leggere tra le righe è una cosa proprio, secondo me, basilare e fondamentale. Andiamo con ordine. Sì.
Scusate, stai facendo divago. veramente un cram di tantissime cose e lo apprezzo, sì, mi piace seguo. Perché denota una capacità di sintesi non indifferente e questa mi piace veramente come caratteristica, è più dedicata al tempo. Okay. Questa puntata non ha una durata di un tweet, non ha una durata di un Twitch, non ha una durata Non so se la sintesi sia proprio una dei miei doni, non lo annoverei, però Guarda, la capacità di mettere tante cose assieme... La capacità di sviluppare, non semplicemente di imitare, è merce rara. Soprattutto in un contesto in cui ciò che si inizia a fare è soprattutto questo tipo di metodo di comunicazione funziona per questa azienda, benissimo, travasiamolo, copia e incolla o riadattiamo quello che magari è semplicemente una palette colore a un altro cliente. No. Ciò non basta. No. Ce ne rendiamo conto, ciò non basta. Assolutamente, non basta. No. Leggendo e conoscendoti ho imparato a definirti un po' come un estetista aziendale. Sì, un cliente una volta mi ha detto: tu sei una psicologa dell'immagine, che ho trovato un complimento eccezionale. Certo. Ringrazio questa persona, la riporto. Interrompiamo soltanto un attimo per ricordarvi che questo episodio vi è offerto da Americana, l'agenzia che vi aiuterà ad integrare l'intelligenza artificiale con il vostro business in modo facile, efficace e personalizzato. Americana utilizza una combinazione di esperienza imprenditoriale, marketing basato sui dati e tecnologia avanzata per aiutare la tua azienda ad ottimizzare i tempi, migliorare i flussi di lavoro ed ottenere risultati concreti. Per capire meglio come l'intelligenza artificiale può aiutare il tuo business, visita americana.vision. Il link per entrare in contatto con Americana e conoscere meglio i loro servizi lo trovate direttamente nella sinossi di questo video. L'evoluzione dell'estetista, come dicevo, non è semplicemente il creare una patina tale da poter dire bene, nascondo quello che magari c'è di non perfetto all'interno di un'azienda, all'interno di un brand in questo caso, sì, e lo propongo al pubblico in tutto quello che è sfarzi e lustrini. Ma è un cercare di intervenire anche nella psiche dell'azienda stessa. Cercare di non semplicemente mettere una foundation, un vestito molto bello, ma fare anche il monaco in questo caso. Non saprei neanche da dove iniziare per dire quanto questa cosa qui sia importante e sia la base, nel senso che il lavoro mio e di tanti colleghi non è mai quello di rivestire e rendere semplicemente più bello, più piacevole un brand, un'azienda. È un lavoro che è molto più profondo e che spesso fa la differenza anche tra vari professionisti, a mio avviso. La capacità è sempre quella di riuscire a conoscere in profondità le situazioni, avere la capacità di analizzarle e analizzarle soprattutto all'interno del contesto di mercato nelle quali si propongono, ed è una conoscenza, una consapevolezza secondo me che si costruisce e si acquisisce negli anni. Questa è la base, senza di questo non può esserci progetto grafico, progetto comunicativo, progetto di web design che funzioni. Perché il mio lavoro, ripeto, non è quello di vestire, di rendere esteticamente piacevole, è quello di riuscire a capire i punti fondamentali e tradurli, questo è il termine secondo me più corretto, in un sistema visivo e comunicativo che sia efficace, dove per efficace intendo capace di parlare alle persone giuste nel modo giusto, quindi trasmettere i messaggi nella maniera migliore. Questa cosa si può fare attraverso varie cose, che sono la grafica, che sono banalmente la costruzione di una brand identity, di un sito, di un e-commerce, di un qualsiasi diciamo strumento, che altro non è che parte di un puzzle molto più grande che è il sistema comunicativo di un'azienda. Per cui veramente l'aspetto grafico e creativo, che è quello che poi a me piace e mi muove nella quotidianità, perché io sono una persona molto insomma diciamo creativa, anche se è un termine un po' abusato e che ha tante sfaccettature, è veramente una conseguenza di tutta una serie di ragionamenti che vengono fatti prima e su cui il professionista deve avere la capacità di guidare il cliente, perché giustamente deve esserci insomma un processo ben pensato per accompagnare le persone a questa consapevolezza, ecco. Questa è un po' una condivisione di un primo aspetto. Hai parlato di comunicazione, hai parlato di messaggi, hai parlato di efficacia comunicativa.
Una cosa che mi incuriosisce molto è il fatto che tu abbia una dimensione operativa molto locale. Tendenzialmente sì, non solo, però tendenzialmente la sì. base della tua clientela, diciamo una buona percentuale, è rappresentata da chi effettivamente si realizza, si concretizza, si sviluppa in queste zone, in quest'area. Di fronte a una necessità di comunicare se stessi e di presentare se stessi in quello che non soltanto si vuole mostrare, ma quello che si è, quanto importante è il sapere il dialetto? Mi fa estremamente ridere questa cosa, nel senso che io lo so, lo parlo, non mi vergogno a dirlo, però è chiaro che allora, secondo me è importante avere allora, è importante essere se stessi, ok? E riuscire di volta in volta a capire empaticamente in base alla persona che hai davanti che tono usare. Se serve anche la frase in dialetto perché ti permette di entrare in contatto e di sfondare una prima barriera, perché no? Detto questo, senza abusarne, mi sembra evidente, perché c'è tutta una questione di professionalità che deve essere mantenuta e non sempre quello è il modo. Non lo dico a caso, efficace. perché sai benissimo che questa puntata avremmo potuto farla totalmente nel dialetto del nostro paese, perché abbiamo scoperto soltanto dopo qualche mese che ci conoscevamo che effettivamente siamo dello stesso comune. È vero. Vede roba per chi ci sta ad ascoltare. Esatto, ecco. Quindi quando volete possiamo iniziare. No, è sicuramente un modo che ti permette, soprattutto su una dimensione locale, ma non solo il dialetto in quanto dialetto, il fattore della vicinanza, quindi spesso su tante persone il fatto di avere una persona che è qui, che comunque ha un vissuto simile, che conosce la realtà, non solo tua, ma la realtà generale del mercato, ripeto, di come pensano le persone anche in questa zona molto specificatamente. La componente culturale effettivamente è chiave di quel concetto di identity. Sì, assolutamente. Che dopo si declina in brand identity. Assolutamente. Se noi nasciamo e ci costruiamo e sviluppiamo quello che è un nostro business, seppur dal respiro estremamente internazionale, e faccio un esempio per quelli che possono essere magari parte del tuo pacchetto clienti, aziende della calzatura sportiva, aziende dell'occhiale, aziende del tessile, ma anche aziende per esempio della metallurgia di precisione che abbiamo nelle nostre zone, troviamo la capacità di essere qualitativamente in termini di prodotto, in termini di outcome produttivo, estremamente competitivi. Nel momento in cui il mondo attorno a queste aziende ha cominciato a diventare molto più immagine e molto meno sostanza, molto più quantitativo e molto meno qualitativo, è stato necessario l'intervento di psicologi della comunicazione o estetisti della comunicazione che riuscissero a far capire che effettivamente negli anni non è venuta a mancare la qualità del prodotto, anzi riusciamo anche a dire, non soltanto a dimostrare con il prodotto stesso, ma riusciamo anche a dire quanto buono è ciò che riusciamo a produrre. Certo, questo è un tema trasversale, mi permetto di dire, nel senso che non riguarda per forza solo le aziende locali, certo qui c'è un know-how storico enorme su tantissimi settori, penso anche al vino. Tra l'altro. Esatto, sì, l'ho dimenticato per un semplice motivo, insomma, è dall'altra parte del fiume. Lo so, a sinistra a volte, sai, quelli da questa parte. No, scherzi a parte. È un tema trasversale e è un po' un retaggio culturale che deriva dagli anni e che forse sta un po' cambiando con il cambio di generazione, ovviamente, nel senso che c'è aria nuova, ci sono degli approcci nuovi e anche la consapevolezza che le due cose non sono contrapposte, cosa che forse negli anni passati si tendeva a pensare, no? Cioè io già faccio un buon prodotto, a me non serve, tanto i clienti ce li ho già, quindi non importa. In realtà così, perché poi si parla sempre no, di sistemi, per cui quando qualcuno inizia a fare qualcosa e uscire da determinate logiche, giustamente ti rendi conto che devi stare al passo, se il passo non l'hai fatto tu per primo, per cui è fondamentale e non si tratta mai di mentire, perché tanti hanno anche questa paura, no? Io faccio il mio prodotto e tanto mi basta.
quello che facciamo con una buona comunicazione non è mai come prima, mettere semplicemente un bel vestito o andare a raccontare più di quello che è, anche perché io dico sempre serve una estrema coerenza tra quello che si è e quello che si comunica, perché presto o tardi, adesso io non so se è un'espressione dialettale, ma casca il palco. Quindi voglio dire, i nodi vengono alla luce qualora tu comunichi troppo e poi magari c'è un'aspettativa troppo alta, i clienti arrivano e trovano una discrepanza, questo non va bene. La cosa più corretta da fare, più giusta, è valorizzare quello che c'è. Less is more. Lì poi si apre tutta una tematica legata a come lo comunichiamo, perché ovviamente anche aziende locali con questo know-how incredibile devono trovare le modalità più giuste, più innovative di comunicare questo essere locali, questa qualità in maniera diversa, quindi smettendo forse un po' di abusare del Made in Italy e trovando dei modi più efficaci e interessanti, no, di comunicarlo. E come questo tante altre cose, insomma tanti altri aspetti. Quante volte cambiano idea? Dipende da due fattori. Quante volte i tuoi clienti appunto si trovano di fronte al Melania che dice piano, abbiamo già qualcosa, lavoriamo bene su questo, altrimenti rischiamo di danneggiare la comunicazione, volendo mettere troppo o volendo cambiare troppo spesso quello che magari è un messaggio che sarebbe già efficace di per sé. Allora, dipende, su questo dipende da diversi fattori. Il primo è l'approccio personale, cioè ognuno di noi è fatto in maniera diversa e ha un approccio diverso. Quello, voglio dire, non si può, come dire, cambiare, no? Quindi se tendenzialmente vedo che ho davanti persone indecise o comunque un po' più insicure, fortunatamente riesco a capirlo in maniera abbastanza repentina e veloce e a prendere delle misure. Si tratta anche tanto, secondo me, della capacità di guidare i clienti attraverso un percorso costruito e costruttivo, in maniera tale che tutte le scelte che vengono fatte, che vengono portate avanti, siano condivise e concordate con il cliente. Questo dà modo al cliente di prendere consapevolezza di quello che sta facendo, di avere un metodo che lo porta al risultato, ok? E pertanto di arrivare ad una soluzione finale su cui lui stesso ha avuto un percorso di crescita, di analisi e di riflessione. Pertanto generalmente quello che viene consegnato, il risultato, è sempre frutto di un percorso. Questo limita anche le possibilità di cambi di direzione repentini, eccetera, eccetera. Dopo ben vengano eventuali ripensamenti o riflessioni qualora costruttive. Il cambio troppo spesso a volte va un po' gestito. Capita, ma meno di quello che si creda. Il tuo percorso per arrivare a sviluppare questo percorso? Il mio percorso? Riformulo un attimo la domanda, sì. In questo senso. Tu hai avuto la tua formazione accademica di un certo tipo, ma dopo quello che è l'accademia, dopo quello che è UAV Venezia, che tipo di formazione hai intrapreso e magari stai ancora mantenendo? Perché certo, assolutamente. Posso indovinare che non si tratta sicuramente di un qualcosa di definitivo, ma di una sensazione, una percezione che ti dice sempre posso fare di meglio. Quando si tratta di fare qualcosa di più bello, nel tuo caso insistiamo su quella che è non soltanto l'etica comunicativa, ma l'estetica comunicativa di un determinato percorso, tu ti trovi a doverti aggiornare e dover anche formare, magari esplorando nuove aree di comunicazione in cui ancora non ti senti pronta, magari senti di poter avere del talento in quel contesto, magari sapere di poter gestire con una certa dimestichezza un software per riuscire a creare determinati effetti grafici o uno strumento, ne parleremo più tardi, magari l'interazione con l'AI e quindi riuscire a dire quanto riesco a generare da un punto di vista di contenuto qualitativo grazie a determinati strumenti. La mia domanda rimane sempre la stessa: quanto ti stai ancora formando o quanto ti senti? Tanto, mi sento... Allora, è un mondo che corre
a una velocità impressionante, a volte può quasi spaventare secondo me alcuni operatori di questo mondo, o al contrario può dare una spinta di fibrillazione, no? di entusiasmo. La formazione è un altro tema gigantesco. Io personalmente sono autodidatta, o meglio mi sono poi formata lavorando, che è un po' quello che dicevo prima. Per cui il lavorare costantemente in agenzia, poi mossa dalla curiosità, che è un'altra leva importantissima, ho iniziato ad approfondire, no? L'utilizzo dei vari software, dei vari strumenti, eccetera, eccetera, da un lato, quindi tutta la parte tecnica, e dall'altro tutta la parte di approccio al cliente, che è l'altra grande sfera che serve in questo lavoro. Ripeto, è un mondo che corre in maniera talmente veloce che io a volte penso cosa farò tra 10 anni. Probabilmente questo lavoro non dico non esisterà più, ma sicuramente non esisterà nei termini in cui lo sto vivendo ad oggi. Dove andrà? Si possono fare delle ipotesi, e a seconda della sensibilità di ognuno e della capacità di visione deriva anche la capacità di rimanere efficacemente nel mercato e quindi di sopravvivere con più o meno successo, ecco, diciamo così. La formazione è ovviamente continua, il mondo dell'AI è un mondo gigantesco che va dalle cose dalle cose più banali, quindi integrazioni con i software che diventano molto più performanti e molto più agili, a soluzioni che possono veramente stravolgere un'azienda a livello di performance. Tra l'altro qui spezzo un po' anche una lancia, collaboro, ovviamente non lavoro quasi mai da sola, collaboro con un gruppo di persone, tra cui Americana, che è una realtà con cui affianchiamo le aziende proprio su questi temi dell'intelligenza artificiale. La formazione, ripeto, è se posso aggiungere, continua. agenzia, per la quale ringraziamo, ci porta a questo episodio. Ecco, benissimo. Formazione continua, gli strumenti sono tantissimi, ad oggi le possibilità di formazione sono anche estremamente più democratiche secondo me rispetto anche banalmente a quando ho iniziato io 10-12 anni fa, dove tutte le soluzioni come i corsi online, le piattaforme di corsi ancora non erano disponibili, quindi io leggevo nei blog banalmente tutte queste situazioni, sui libri, che comunque va benissimo e non va dimenticato. Ad oggi è veramente democratica, con poco ci si può aggiornare, per cui anche piccole pillole, ma anche i contenuti veloci che trovi sui social tante volte ti danno quello spunto per approfondire e rimanere, come si suol dire, sul pezzo. Il tuo occhio di riguardo per quanto riguarda metodi, strumenti, novità? Allora, io presto molta attenzione a tutto quello che può dare un reale valore aggiunto per i clienti a 360 gradi, quindi non solo come soluzione concreta, ma anche proprio in termini di approccio al cliente, in termini di anche formazione che posso lasciare al cliente, perché ogni percorso di progettuale poi ti permette di fare dei ragionamenti, di cambiare punto di vista, di acquisire una consapevolezza diversa, per cui attualmente devo dire che molta della formazione che sto facendo riguarda anche questi aspetti qui. Non so se ho risposto correttamente, se era quello che intendevi. Sì. Ecco, e quindi anche non vorrei andare fuori tema. Un'attenzione all'approccio che si ha al cliente. Sì, assolutamente. Io penso riuscire a generare, come dicevi appunto in una delle risposte precedenti, un percorso che veda coinvolta sia te come professionista che il cliente stesso. Sì, assolutamente. Riuscire a tirar fuori dal cliente la maggior parte di quello che sarà poi il risultato che tu proporrai e assolutamente, sì, svilupperai in maniera organica. Assolutamente sì, anche perché penso e continuo a pensare in realtà da sempre che tutti i software sono degli strumenti tecnici, quindi non è più efficace chi meglio sa usare gli strumenti. Sicuramente quella, do per scontato che sia la base, nel senso che è evidente che si deve saper fare e saper fare bene, anche per ampliare la possibilità, insomma, di realizzazione che hai, però quello è appunto uno strumento che tu devi utilizzare come pezzo di un puzzle molto più ampio e che ti permetta di arrivare da un cliente con una necessità ma non sa come arrivarci a lo accompagno ad un output. In mezzo ci stanno una miriade di
di abilità che sono richieste, tra cui l'utilizzo dei software che, ripeto, cambiano un giorno sì e l'altro anche in maniera pazzesca. Hai detto giustamente i software sono strumenti, in una parafrasi artistica si tratta di colori, pennelli e mescole che appunto tu realizzerai. A questo proposito, in quanto artista, in quanto produttrice, diciamo, di contenuto estetico, e mi viene da definirti artista, hai una tua firma. Sì, mi rendo conto di sì. Hai un tuo stile? Sì, in parte. Ma la mia domanda è, quando ti sei accorta o quando hai cominciato a vedere che ciò che tu producevi, ciò che tu firmavi in termini di campagne, in termini di messaggi, in termini di copies, aveva un valore? Allora, piena consapevolezza forse, abbastanza di recente, quando effettivamente lavorando e mettendo la faccia nel mio lavoro si è innescato un passaparola molto interessante, non solo un passaparola ma anche persone che vedendo banalmente i siti web andavano alla ricerca di chi avesse fatto quel determinato strumento perché magari insomma attratto dall'estetica, perché alla fine poi è la prima cosa che vediamo. Devo dire che quello forse è stato il momento preciso in cui ho capito che la mia firma, perché poi qui si apre un ulteriore tema, ossia che è evidente che ognuno di noi ha il proprio stile, il proprio approccio, il proprio gusto che vengono naturali, però è fondamentale declinarlo nelle varie situazioni, quindi io non faccio e non posso fare i progetti nello stesso modo per tutti i clienti, tanto per l'automotive quanto appunto magari per la situazione di benessere, e questo mi sembra evidente. Però è chiaro che un certo approccio viene alla luce e me ne sono resa conto sì di recente, quando sono arrivati clienti spinti da questa curiosità, quindi di dire mi piace quello che vedo, lo vorrei anch'io. Quella roba lì mi ha ti ha detto fatto scattare un po'. Perché io valgo. Esatto, questa cosa un po' non si dicono marchi nei podcast. Non si dicono marchi. No, quell'aspetto lì devo dire mi ha dato abbastanza anche un'iniezione di fiducia da un certo punto di vista, ma di orgoglio, di orgoglio. Questo bene, sì, sicuramente. Fa molto piacere. Questo sì. Stavamo parlando appunto di una cosa importante che sono gli strumenti. Sì. Al di là degli strumenti fisici, ma sentiti libera di citarne qualcuno. Quali altre caratteristiche, quali altri valori diresti e suggeriresti ad un giovane che si approccia al mondo del design, del web design in particolare, o del brand design o replacement, ad un giovane appunto che si approccia al mondo della comunicazione di brand? Che tipo di strumenti o valori suggeriresti di coltivare? Allora, sicuramente gli strumenti, la suite insomma di disegno eccetera eccetera è sicuramente la base. Detto questo, quello che secondo me può fare la differenza è veramente non vorrei tornare sempre sugli stessi temi, però ogni progetto viene sviluppato per e con un cliente, quindi la capacità di entrarci in empatia e di leggere tra le righe è fondamentale. Questa cosa qui si allena nel tempo, si impara nel tempo e si impara con l'esperienza. Nasce però, e se dovessi insomma pensare alla me di qualche anno fa, da una grande curiosità innanzitutto, quindi questo è sicuramente una cosa che va messa in saccoccia verso tutti gli ambiti. Secondo me una delle parti più interessanti del mio lavoro è che ti dà la possibilità di entrare in contatto con una moltitudine di imprenditori, di professionisti e di aree, a meno che uno non decida di specializzarsi fortemente, che io continuo a trovare estremamente interessante e che non lascerò mai come tratto distintivo del mio lavoro. Quindi la curiosità, sicuramente, la curiosità la curiosità, devo dire, ti porta anche ad approcciarti a 360 gradi, non solo a quello che riguarda strettamente il tuo lavoro, ma appunto magari a
libri, racconti che possono essere anche racconti imprenditoriali, penso a me e penso che su di me faccia molta differenza. Io leggo moltissimo, mi piace molto leggere appunto storie di aziende, adesso si può citare, sto leggendo la storia di Lego, e questo mi dà un sacco di spunti, di riflessione per capire anche aziende mastodontiche come questa, come si sono evolute negli anni, di capirne le dinamiche e ti dà modo di capire anche cos'è un brand, che come si suol dire è molto di più di un logo, è un cappello sotto il quale stanno i valori aziendali, sotto il quale stanno la mission, la vision, come un brand vuole essere percepito all'esterno. E questo è tutto un altro capitolo enorme, sì. Chiudo, e questa è l'altra parte enorme di strumenti che chi voglia approcciare il mio lavoro deve avere in saccoccia. Come si fa? Anche qui ci sono tantissimi corsi, anche se devo dire questo è un argomento così sfaccettato che va composto con tanti piccoli tasselli, che sono i corsi, che sono magari dei libri, che sono gli eventi. Adesso ci sono tantissimi eventi di marketing, di brand, che ti danno modo di ragionare. Nessuno te lo insegna al 100%. Io penso che siano i ragazzi, i professionisti che man mano devono tenersi aggiornati e fare tesoro di tanti stimoli che vengono offerti. Giustissimo. A questo mi collego e ti chiedo, ma c'è una tua routine di base, una sorta di ABC dell'approccio a un nuovo brand che ti chiede una consulenza che, certo, sì. che ormai hai fatto tu e dici io questi punti fondamentali devo assolutamente certo, metterci un tick, marchiarli per dire adesso mi sento pronta o perlomeno adesso mi sento in grado di poter dire comincio a lavorare. Sì, è quello di cui parlavo prima ed è un percorso che viene fatto con il cliente, che è un'analisi, no? È un po' una fotografia dello stato attuale del brand, dell'attività del professionista, in cui si ripercorre intanto la storia che è stata, perché quella non va mai tralasciata, non deve ancorarci al passato, ma dobbiamo farne tesoro e deve diventare un po' la base su cui andiamo a costruire il futuro, adesso senza andare troppo sul retorico. Però quello sicuramente. Si passa assolutamente alla ricerca dei valori, che sono una cosa che sembra sempre, no? Tanti si spaventano e dicono ma cosa, ma no, ma è troppo per me, alla fine noi siamo una realtà locale, appunto, come dicevamo prima. In realtà quella parte di cultura aziendale è quello che tu imprenditore, che tu in realtà ti approcci tutti i giorni, no? Anche nei confronti dei dipendenti, dei fornitori, dei clienti, è il tuo modo di rapportarti con il mondo, sono i valori. Se non emergono dal brand è un problema, devono essere comunicati all'esterno. Magari vengono dati per scontati, perché non ci si riflette, si viaggia ma è sempre stato così? Sì. E invece è sempre stato così, già di per sé è un valore di continuità? Assolutamente, o anche il fatto, adesso dico banalmente, no? Il rapporto che tu hai con i tuoi dipendenti, piuttosto che anche solo banalmente come rispondi al telefono. Cioè, quello dice tanto, no? Di un'azienda e sottintende a dei valori intrinseci. Portarli alla luce ti dà modo di capire quali sono, e qui mi collego, i tuoi punti di forza anche, ad esempio, quali sono magari quelli su cui migliorare, per cui scattare questa fotografia dà anche modo di capire su che filoni si andrà a lavorare in futuro. Si tratta ovviamente di analizzare il target anche a grandi linee, ma capire quindi verso chi ci rivolgiamo, se questo target può essere in qualche modo riassunto anche in macro gruppi. A me personalmente non sempre interessa andare nell'iper specifico, però mi è fondamentale sapere come pensano i clienti e anche cosa sono abituati a vedere i clienti, no? Perché io posso fare anche una cosa estremamente creativa, dinamica, eccetera, eccetera, però se poi i clienti rimangono spiazzati perché sono abituati a vedere tutt'altro, potrebbe essere, no, un boomerang, un autogol che non funziona. Per cui, ripeto, tutto questo poi porta a una derivazione che è la grafica, eccetera, eccetera. Rendere una transizione di rebranding in questo caso confortevole e non disruptive, come invece alcuni richiedono, alcuni vorrebbero, in questo caso che porterebbe a qualcosa di controproducente. Bisogna capire dal settore, bisogna capire dal settore da quali sono i tuoi clienti e fare un po' un'analisi.
I punti logica, chiave, i competitor, insomma ci sono tanti aspetti, no? giusto, i punti chiave che tu toccheresti per certo nel momento in cui approcciassi un remake o una ricostruzione di un sito aziendale. Allora, Dimmene 3. 1. Cosa vi aspettate che questo sito faccia? E questa è la domanda base. Adesso non entro in termini di spiegoni tecnici, eccetera, eccetera, però c'è tanto la convinzione che rifaccio il sito, quindi magicamente arrivano clienti, arriveranno 8 miliardi di visite al mese. Cosa ti aspetti? Quindi chiariamo le aspettative e facciamo un po' di formazione più approfondita di questo sarcasmo che ho fatto adesso, ironicamente. Quali sono gli obiettivi che ti aspetti vengano raggiunti attraverso questo sito, che possono essere più o meno approfonditi, più o meno misurabili, e questi diciamo sono i 2 proprio fondamentali, perché poi ripeto, per me l'aspetto grafico ed estetico è fondamentale, è la cosa che mi piace di più, ma continuo a dire è una derivazione, per cui in realtà anche lì cercherei di capire la persona, insomma che riferimenti visivi ha, che riferimenti stilistici, eccetera, eccetera, però i primi 2 sono fondamentali, aspettative e obiettivi, assolutamente. Che poi per tutto, non solo per il sito, cioè, iniziamo un progetto social piuttosto che facciamo un rebranding, un catalogo, cosa ti aspetti? Cosa ti aspetti? Perché io devo rispondere a quella domanda conoscere lì, prima no? se stessi e dopo cercare attraverso Assolutamente, questa io posso conoscenza uscire di se anche con stessi. il sito più bello del mondo, ma se poi non è allineato a quello che tu pensavi facesse, correttamente o no, c'è un problema di comunicazione tra di noi e di conseguenza non ci sarà soddisfazione del cliente e io non avrò fatto il mio lavoro, cioè non ti avrò accompagnato nel percorso. E non ci sarà efficacia. Non ci sarà efficacia. O magari sì, però non nei termini in cui tu pensavi ci fosse, perché poi c'è anche quel tema lì, no? L'approcciarti in questo modo, hai citato il fatto di essere autodidatta, ma credo che come tutti in un contesto di comunicazione tu abbia interagito con, non dico dei guru, ma comunque dei mentori che ti hanno portato verso la figura professionale che sei e ti stai evolvendo in essere. Ok. Come li hai incontrati? Non necessariamente chi sono, ma certo. Nella capacità del chi sono professionalmente o a chi ti rivolgi anche adesso per poter dire lì trovo l'ispirazione, soprattutto in quella che è la mia linea di comunicazione, la mia linea di sviluppo professionale. Tante possibili risposte. Allora, sicuramente durante il mio percorso lavorativo io mi sono resa conto poi crescendo che questo istinto di voler lavorare come libera professionista, cioè di metterci subito la faccia, ce l'avevo anche in tempi non sospetti. Dico, per fortuna non l'ho fatto all'epoca perché obiettivamente non ero pronta, non tanto a livello di capacità grafica quanto per tutta la consapevolezza che ho adesso e che mi permette di lavorare serenamente con soddisfazione di tutti. Detto questo, sono appunto stata diversi anni in agenzie di comunicazione dove ho incontrato tante persone e tante sono state fonte di ispirazione, di confronto, no? Perché poi non è per forza l'ispirazione positiva, secondo me, che ti fa crescere, cioè non solo quella, a volte anche il vedere un approccio che tu consideri magari parzialmente sbagliato, completamente sbagliato, che ti fa fare dei ragionamenti e dire ok, un giorno, io pensavo se un giorno dovessi non farò così, perché questa cosa non funziona, mentre con altri dicevo questa cosa è perfetta, l'assimilo, quindi è una cosa continua, no? Per cui personalmente, in realtà anche tanti clienti, devo dire, sono state persone di grande ispirazione, e alcuni corsi online, per cui sì, alcune situazioni, alcuni eventi a cui ho partecipato molto interessanti e ti fanno sempre accendere un po' la lampadina, no? Quello che volevo chiederti è quanto e come impari dai tuoi stessi clienti? Tanto. Credo nel primo post che ho pubblicato sulla mia pagina Instagram
Devo aver scritto una cosa, adesso non mi ricordo di preciso perché sono passati 2 anni e mezzo, 3. Devo aver scritto una cosa di questo genere. Lavoro a stretto contatto con gli imprenditori, dai quali imparo sempre molto, perché credo che lavorare assieme presupponga uno scambio, no? Sempre, costantemente, di idee, di conoscenze, di competenze, di visioni, di approccio. Ed è questo che ci fa crescere, non solo con i clienti, anche con i collaboratori. E ripeto, non solo quando ti trovi allineato, ma anche quando magari ragioni assieme su come uscire da una situazione, assolutamente, per cui è costante. Alla Melania di 15 anni fa, cosa vuoi dire? Le direi, intanto facciamo cambio. Le direi divertiti, perché veramente quando ci si diverte e si prova gusto in quello che si fa, poi tutto il resto viene di conseguenza, e di conseguenza viene bene, secondo me, tendenzialmente, con testa ovviamente, ma le direi divertiti e non avere paura, non avere fretta e non avere paura. Che misura del successo le daresti? A lei? Cosa suggeriresti in termini di sappi che se vedi questo tipo di indizi è quello ciò che vale? È una cosa estremamente personale, non vorrei toccare temi magari controversi in questo momento storico, ma per me la libertà forse di gestire il tempo, cioè la situazione in cui sono adesso, per me è il successo, per me, personalmente. Questo, sì, non so se approfondire ulteriormente questa cosa qui. È una cosa che è allo stesso tempo esistenziale e professionale, quindi ecco, sì, no, è una quello buona crasi per me, sì, diciamo che se dovessi rivederla le direi non avere fretta, che è una cosa che ho detto prima, quindi non forzare i tempi. Goditi il percorso, perché appunto arriverai nella situazione che ti fa stare al meglio, ecco, in cui rendi meglio, in cui tu stai al meglio. Questo è un po' esistenziale. Sì. Qualche nota tecnica per chi volesse intraprendere il tuo tipo di percorso professionale? Giusto allora, un tecnica, oltre al divertirsi. Se dovete aprire una partita IVA, informatevi benissimo a livello concreto, cioè burocratico, di funzionamento, eccetera, eccetera, che è una cosa che tutti danno per scontata e sembra che lavoriamo tutti con l'aria, no? Questa è una cosa basilare. Ma lo dico per viverla serenamente, è una cosa che io personalmente ho fatto e che rifarei altre 100 volte. Prima di fare un'eventuale scelta di libera professione, magari per qualcuno che è nella mia stessa situazione di cambio, suggerirei un po' un'analisi, cioè una riflessione abbastanza profonda se è effettivamente quello che vogliamo. Ora, quasi nessuna scelta non è reversibile, questa sicuramente è una scelta assolutamente reversibile qualora uno poi non sia soddisfatto. Però ecco, ci sono professionisti che possono affiancare, io ho fatto un percorso e quindi quando ho fatto la scelta ero effettivamente nel momento perfetto e più giusto della mia vita. Queste 2 cose. Capire bene se è quello che si vuole e capire bene tecnicamente come funziona per rendere sostenibile, perché adesso parliamoci chiaro, per rendere sostenibile l'attività, perché altrimenti derivano ansie, no? Preoccupazioni, mancanza di fiducia, eccetera, eccetera, eccetera. Sei felice? Sì, in questo momento sì, devo dire di sì, sono molto soddisfatta, si vede, in pace con me si stessa. Sente. Bene. Si sente, lo trasmetti mi fa proprio, piacere, proprio mi fa hai piacere. Un'ottima luce Mi fa piacere. E non è solo un riflesso, ma è proprio Grazie, un'aura positiva. Sono molto orgogliosa, sì. Bene. Grazie. Ringraziamo anche chi ci ha supportato nella produzione di questo episodio, quindi Alchimie Venete e Kawabanga Productions. Un grazie particolare va anche a Americana, agenzia di comunicazioni che integra gli strumenti di intelligenza artificiale con i flussi aziendali di comunicazione ed analisi, con cui tra l'altro la nostra Melania sta collaborando. Certo, benissimo. Confermo. Vi invitiamo a cliccare sulla campanella, lasciarci un commento, seguirci. Per chi di voi già lo fa, siete sempre benvenuti. Per chi invece andrà a farlo,
sarete più che benvenuti nelle nostre prossime puntate. Grazie ancora per averci seguito, da Leo e Melania. Alla prossima puntata. Grazie, che bello. Bene, grazie, sì, tantissimo. Grazie.